Buonasera, e abbassiamo un po' forse, che non vorrei riempirgli le orecchie. È troppo forte? Va bene. Allora, questa sera cominciamo con il corso del 2024 di Storia della Sanità. Il titolo Salus in Aquis, la salute nelle acque. Ha molte interpretazioni questo titolo. Intanto questa sera cominciamo con una prima interpretazione. La salute nelle acque della laguna, e da chi era prodotta e di chi era fornita? Ma dagli spezieri, cioè da una categoria professionale che si era appunto specializzata nell'importazione delle spezie e che poi con il tempo, come vedremo di seguito, produrranno dei farmaci particolari. Allora, parto dalla bibliografia. La bibliografia di riferimento, siccome molto spesso alla fine delle lezioni mi chiedete dove potete trovare queste notizie, è in due miei libri, che però sono esauriti tutti e due, quindi si trovano o in biblioteca o comunque adesso sto provvedendo a fare un ebook. Spero che siate abbastanza avvezzi a usare l'ebook, perché ci sono problemi appunto con le case editrici che quando hanno finito un'edizione poi non vogliono poi investire nella seconda edizione, o se no chissà quando la farà. Comunque questi sono i due libri in cui voi trovate molto del materiale di cui vi parlo questa sera, ma poi in coda ci sarà del materiale assolutamente inedito che non conoscerete, che sto stampando in un altro libro di cui spero vi farò la presentazione verso maggio, spero che quello sia pronto. Perché tanti libri su Venezia? Ma perché la nostra città è un tesoro inesauribile di informazioni, di curiosità e soprattutto di notizie. Per quanto riguarda le spezie, a Venezia confluivano da tutto il Mediterraneo spezie e era diventato veramente un centro internazionale. Perché confluivano le spezie? Perché i veneziani in queste terre incerte non avevano nulla, quindi dovevano importare qualche cosa che fosse altamente remunerativo, di poco ingombro e possibilmente leggero. Armare le navi costava molto e vi erano molti rischi del mestiere per l'armatore. I rischi erano costituiti dai corsari e dalle tempeste. Quindi l'investimento nelle spezie, per darvi un'idea, all'inizio del 400, nel 1410, rendeva il 40%. Cioè chi investiva 100 era sicuro che traeva il 40 dalle importazioni delle spezie d'Oriente. Meno valevano le spezie dall'Africa, perché erano sul 20% di introito. Comunque, questa importazione venne regolata perché sapete bene che i veneziani mercanti volevano sempre avere però un controllo del mercato stesso e della qualità dell'importazione. Crearono 5 ufficiali, o detti anche giustizieri, poi verranno chiamati giustizieri vecchi per distinguerli dalla nuova giustizia nuova. Il problema nel 1173 da affrontarsi era quello sulla qualità delle cose che si vendevano e che entravano appunto nel mercato alimentare. Quindi si doveva essere sicuri della qualità di queste spezie. Pensiamo per esempio che il pepe dettava la valutazione del denaro, cioè il riferimento al prezzo del pepe dava le quotazioni, diciamo oggi, delle oscillazioni del denaro. Era come per noi oggi o il prezzo dell'oro o il prezzo del petrolio. Il pepe era molto importante, era una spezia di riferimento. Ma soprattutto la giustizia vecchia doveva controllare tutte le attività economiche tutelando i consumatori e soprattutto controllando e imponendo pesi, prezzi e misure. Se voi vi mettete sul Ponte di Rialto e guardate la chiesa di San Giacometto, voi vedete che corre una scritta bianca in cui si invitano appunto i mercanti a essere onesti nei pesi e nelle misure. Quindi in una piazza come Venezia, che fu una piazza di scambi internazionali, di importazione, di lavorazione e di esportazione,
perché il valore aggiunto delle spezie, o comunque di alcune spezie che si importavano, era che venivano importate grezze, venivano lavorate e poi esportate come ad esempio farmaci di grande qualità. Quindi questo mercato doveva essere disciplinato. Nel 1258 si stabilisce che i giustizieri vecchi sorveglino la qualità dei prodotti e i tipi di importazione. Nel 1268 sorvegliano la lavorazione del pepe, dello zenzero e del coriandolo. E nel 1323 cominciano a vietare la vendita dell'arsenico rosso o risigallo. L'arsenico è un veleno e qui cominciamo a entrare nella specifica competenza degli spezieri da medicine. Perché l'arsenico rosso, sapete, era un veleno che poteva essere certamente usato, non so, per i topi, ma poteva essere anche usato per risolvere problemi dinastici, cosa che era abbastanza frequente una volta. Nel 1258 e fra il 1258 e il 61 noi abbiamo due capitolari. Cosa sono i capitolari? Sono le discipline fissate in capitoli che si davano alcune arti. Allora, quasi tutte le arti facevano un giuramento, cioè i partecipanti quando entravano ad un'arte, poteva essere un'arte umile come quella di Luanegheri, ma poteva essere anche un'arte più nobile come quella dei medici, ad esempio. Bene, gli aderenti, quelli che volevano professare questo tipo di professione, entravano nell'arte e accettavano delle regole. E le regole venivano fissate, disciplinate dai giustizieri vecchi. Erano regole di comportamenti etici, che quindi erano fondamentali per regolamentare tutti i settori produttivi di Venezia. In particolare sono molto importanti questi due capitolari perché sono fra i primi che esistono nell'Occidente e nel mondo. Guardate, 1258-1261. Si cerca di organizzare la disciplina e il codice etico dei medici e degli spezieri. Perché così ravvicinati? Perché uno dei problemi etici di ciascuna delle due professioni è che il medico non si metta d'accordo con lo speziere per fare affari a spese del malato, quindi inventandogli malattie che non ci sono o cercando di fargli assumere medicine per lucrare sulla sua salute, mancanza di salute e così via. Oppure, appunto, lo speziere un po' troppo connivente con qualcuno che ha problemi dinastici gli passa il risigallo o qualche veleno. I nostri spezieri quindi nel 1297 avevano degli obblighi. Il Maggior Consiglio si era reso conto che era importante che le stationes, cioè le farmacie, fossero aperte sia di giorno che di notte e fossero rifornite di farmaci base. Non dimentichiamo che a Venezia c'erano anche dei medici pagati dal Comune di Venezia. Poi addirittura si introduce nel 1325 l'obbligo di ottenere la licenza. Entro 15 giorni tutti gli spezieri dovevano presentarsi ai giustizieri vecchi per chiedere la licenza. Quindi questo è il primo esempio di come si cerchi di controllare e di avere un elenco, diciamo, di tutti coloro che professavano l'arte dello speziere. E si era già avuto contezza che era un'arte che era di primaria importanza rispetto alle altre. E nel corso del XIV secolo, quindi fra il 1330 e il 1390 circa, ci sono una serie di normative, non sto adesso a tediarvi, ma che fanno maturare la consapevolezza che gli spezieri da medicine non possono convivere nella stessa arte con quelli che fanno cere, che fanno confetti o che producono
dei prodotti da drogheria banale. I primi hanno in mano la salute pubblica, i secondi invece forniscono un servizio come un'arte qualsiasi. E finalmente nel 1445 si stabilisce che anche gli apprendisti di bottega si presentino al magistrato. Allora noi vediamo c'è un'escalation di importanza, di interesse per quest'arte, ma c'è anche un aggravio di oneri e di controlli. E questo aggravio fa crescere negli spezieri da medicine, voi vedete i primi sono quelli da medicina e i secondi da grosso, che fabbricano confetti, zuccheri, cere, olio di mandorle dolci e così via. Quindi tutte queste regole, queste costrizioni, da una parte sono onerose, ma d'altra parte fanno crescere negli spezieri da medicine la consapevolezza che forse non sono proprio solo un'arte, forse meritano di potersi riunire come i medici in un collegio. I medici infatti si riuniscono in un collegio, cioè qualche cosa di più delle arti che praticano dei lavori manuali, che sono delle professioni diciamo più facili da esercitare, tant'è che agli spezieri come ai medici si richiedono delle competenze specifiche in difesa della salute. E soprattutto noi abbiamo un caso interessante, perché i nostri medici, i medici che si cimentano con la cura, devono anche conoscere le proprietà delle spezie, delle erbe medicinali, dei semplici. E noi abbiamo un caso molto bello di un medico di Conegliano, Niccolò Roccabonella, che nasce appunto nel 1386 a Conegliano e che ha due figli. Un figlio Ludovico che avvia alla pratica delle import-export, con Zara soprattutto. E Niccolò Roccabonella però è un uomo curioso, è uno studioso, e con Andrea Amadio, cioè con un pittore Venetus, come si definisce lui, commissiona più di 400 dipinti di erbe e fa questo libro che si chiama Liber de Simplicibus, che è un libro che è tenuto in Biblioteca Nazionale Marciana con tutte queste immagini, che a fianco hanno la definizione del termine, del nome della pianta in vari dialetti di popolazioni che si affacciano al Mediterraneo, in tedesco, in latino, in greco e così via. Allora, questo libro ci dà la dimensione dell'interesse medico, ma anche dell'interesse mercantile. Il medico commissiona questo libro a questo Amadio, che fra l'altro ha un fratello che è farmacista a Zara, perché il figlio possa occuparsi di import-export. Ma vi avevo detto prima, c'è un grande ritorno nell'investire nelle spezie medicinali. Sì, però bisogna essere sicuri che siano quelle, perché se si importa ortica sono soldi buttati, quindi bisogna riconoscerle e bisogna commissionarle, quindi bisogna conoscere i vari linguaggi, i vari dialetti, bisogna capire quali sono le parti della pianta da comprare. Ecco quindi l'importanza di questo manoscritto in 4 tomi, che appunto ha tutte questi meravigliosi disegni di piante, perché la sua funzione è una funzione mercantile e una funzione pratica medica. Purtroppo Ludovico Roccabonella cosa fa? Muore in naufragio, come vi dicevo succede in questo lavoro. E il padre torna a Venezia e il codice se lo porta con sé. Lo passa all'altro suo figlio, Jacopo, il quale alla sua morte lo dà a una spezieria veneziana, che è la spezieria alla Testa d'Oro, che si trovava a Rialto. La spezieria era della famiglia Rin nel 1604 e la tiene perché le serve, perché quando prepara
i farmaci, riconosce più facilmente le erbe, i semplici con cui creare i medicamenti. E però l'ultimo discendente della famiglia Ring non ha eredi e lo lascia alla biblioteca di Santi Giovanni e Paolo. La biblioteca di Santi Giovanni e Paolo nel 1789 subisce un furto e interviene il Consiglio dei Dieci, chiama il bibliotecario della Marciana, va alla biblioteca di Santi Giovanni e Paolo e sequestra e porta in biblioteca marciana i codici più preziosi. E fra questi c'è il codice Rigno. Lo chiamavano Rigno dalla famiglia e hanno indotto un errore perché si pensava che fosse stato fatto da Rigno. Invece fortunatamente vari studi seguenti l'hanno attribuito al vero creatore di questo codice. E quindi il Morelli lo porta in Marciana e quando arrivano i francesi non ce lo portano via. Quindi questo codice meraviglioso resta in Marciana, la sua storia è una bella storia, è la nostra storia, è la storia di mercanti, di medici e soprattutto anche di artisti che hanno collaborato per creare questo settore di commercio, che fra l'altro tocca anche una spezieria che sarà molto importante nel mercato delle spezie veneziane. In effetti la paura delle malattie alimentò anche un mercato in cui Venezia ebbe una primaria importanza, che fu quello della teriaca. Che significa teriaca? Da terion, cioè animale velenoso. Beh, c'era una volta, posso cominciare così, Mitridate VI, re del Ponto. Mitridate era un po' mago, aveva un medico Crateva che lo aiutava nel cercare, il potere ce l'aveva, lui cercava l'elisir di lunga vita e soprattutto cercava un qualche cosa che lo tutelasse da quello che era l'incidente professionale di quasi tutti i potenti della terra, cioè quello di essere avvelenato. Quindi questo Crateva con Mitridate congegnò una medicina che era fatta appunto con una parte di carne di un rettile e con altre spezie. Erano una trentina, forse non erano tante. Poi, come tutti, anche Mitridate VI muore nel 63 e a conquistare il Ponto c'è Pompeo. E Pompeo trova uno scrigno con la ricetta della medicina. La porta a Roma. A Roma c'è, un secolo dopo, un medico, Andromaco il Vecchio, il quale si appassiona di questa ricetta e la elabora per un altro potente che aveva paura di essere avvelenato, che era Nerone. Ma Andromaco il Vecchio sostituisce la carne di Scincus, cioè di questo rettile che era dell'Arabia e del Nord Africa, con la carne di vipera. E qui arriviamo a questo punto con i veneziani che prendono la ricetta, vedete a sinistra noi abbiamo il mitridato, cioè la ricetta fatta per Mitridate re del Ponto, con lo Scincus, lo vedete sotto, rettile dell'Arabia, e altre 53 componenti, perché poi tutti aggiungevano dei componenti, no? Varie erbe. E poi invece abbiamo la teriaca veneziana, che viene presa dalla ricetta di Andromaco il Vecchio, con le vipere, e siccome sui Colli Euganei noi di vipere ne avevamo tante, ecco che cominciano a propagandare la bontà della vipera dei Colli Euganei. E poi portano l'elenco dei componenti addirittura a 70 e oltre. Ma i veneziani non si accontentano solo di propagandare un farmaco e soprattutto i giustizieri vecchi non lasciano che ciascuno sia libero di realizzare come vuole e quindi ordinano che tutti debbano stampare la composizione delle loro teriaca,
la teriaca fina veneziana e che ci siano solo delle spezierie che hanno questo permesso di produrla, che si chiameranno spezierie teriacanti. E le spezierie teriacanti ricadevano sotto lo stretto controllo della giustizia vecchia prima e poi del magistrato alla sanità quando verrà istituito nel 1486. Vedete, questi fogli stampati ci dimostrano proprio questo, dell'uso e virtù della teriaca di Andromaco il Vecchio, composta e dispensata per noi, Alessandro e Pietro Giorgio Castelli Speceri, alla Madonna a San Bartolomeo a Venezia. Morelli praticamente sono gli antenati di Morelli. E questa era la spezieria, l'insegna della Madonna, perché la città era una città che brulicava di figure e di insegne. Se uno doveva mandare il servente a comprare un farmaco, doveva dirgli dove andare e doveva dargli un'insegna, non sapevano leggere. Quindi l'insegna delle spezierie erano fondamentali per identificare e per mandare a prendere un determinato prodotto. Qui abbiamo la spezieria del Pellegrino, anche questa è teriacante, è in Campo San Lio. Qui abbiamo la spezieria dello Struzzo, che era al Ponte dei Bareteri. Vedete come sono tutte vicine? Vi ho parlato prima della spezieria alla Testa d'Oro, giù del Ponte di Rialto, ma ce n'erano 70 e poi si arriva fino a 90 di spezierie, ma per forza, era il business dei veneziani. E addirittura quando si arrivava ad agosto, il 24 di agosto, il giorno di San Bartolomeo, si organizzava il Gran Teatro della Teriaca. Che cos'era? Davanti alla Testa d'Oro, quindi davanti al Ponte di Rialto, ma anche davanti ad altre spezierie, per 3 giorni si lavoravano tutti i prodotti, tutti i componenti che venivano esposti per 3 giorni in modo che tutti i mercanti che arrivavano dalla Germania, da tutti i paesi anche del Mediterraneo, potessero spostarsi da una spezieria all'altra e vedere la qualità dei semplici, delle spezie e anche il tipo di lavorazione, perché la lavorazione avveniva quella più clamorosa davanti alla Testa d'Oro, ma anche in alcuni campi, come per esempio in Campo Santo Stefano. Questa è una ricostruzione di come avveniva la lavorazione della teriaca. Vedete a destra c'è la spezieria alla Testa d'Oro, in fondo il Ponte di Rialto. Queste sono 2 ventole pubblicitarie. Avete presente quelle ventole che sono attaccate a un bastone e girando facevano fresco? Lo si faceva il 24 di agosto e quindi si distribuivano queste ventoline promozionali che manifestavano come si faceva la teriaca. Ma molti venivano appunto per l'occasione, tanto che i nordici tedeschi lo chiamavano il Gran Teatro della Teriaca. E tutti questi setacciatori e questi bastazzi che pestavano le erbe con i mortai lo facevano cantando e molte volte apostrofando le fanciulle e le donne che passavano con lazzi e vari motivi così più o meno pittoreschi. Dopo aver setacciato, pestato, mescolavano con del miele perché era amarissima e ovviamente soprattutto pestavano i trocisci. Cosa sono i trocisci? Venivano prese tutte le vipere che si poteva. Pareva che ci fosse anche un consumo di 800.000 vipere all'anno e quindi non sapevano più andarle a prendere. Dopo cominciarono ad andare perfino dall'altra parte dell'Adriatico, quindi nell'Istria e nella Dalmazia. Ma comunque veniva bollita questa carne con dell'aneto, ovviamente tolta la pelle e tolta la testa, poi si impastava con del pane secco e si lasciava essiccare in forma di trocisci, cioè di rotelle. Dovevano essere secche e pronte per il Gran Teatro della Teriaca,
perché questa era la componente principale che poi veniva unita agli altri 60-70 componenti. Il tutto veniva impastato con del miele, perché era amarissimo, e però qualche effetto medicinale ce l'aveva, perché vi erano erbe lenitive, ma vi era soprattutto dell'oppio. Quindi l'effetto era legato a questo e ad altre peculiarità di queste erbe. E fino al Novecento venne prodotta e venduta la teriaca. Io l'ho trovata recentemente in una farmacia di Trieste, dove ancora la producono. La nostra farmacia alla Testa d'Oro la produsse fino a metà del Novecento, però in epoca fascista ci fu la legislazione che proibì di vendere oppiacei senza prescrizione. Quindi il fatto che venisse tolta questa componente tolse gran parte dell'effetto. Nonostante ciò, la farmacia alla Testa d'Oro continuò a vendere la teriaca alla Fernet Branca, che continuò fino al 1957 a approvvigionarsi dalla farmacia alla Testa d'Oro di Rialto per metterla e per garantire quell'amarotico del Fernet. Dopodiché sciolse il contratto e utilizzò delle altre erbe. Ecco, queste sono le immagini che ci danno anche dell'abbigliamento variopinto dei pestatori e dei setacciatori. Quindi doveva essere un gran tripudio, una gran festa, perché tutte le spezierie, appunto, teriacanti, che non erano tutte, facevano questo tipo di rito pubblico. Tant'è che se voi andate in campo Santo Stefano, voi trovate ancora sui masegni il segno del luogo in cui si mettevano i mortai, anzi il reggimortaio, no? Che erano dei segni eventualmente che erano più evidenziati in passato, poi con le intemperie e lo scalpicio della gente che ci cammina sopra sono quasi spariti. Nel 1486, vi dicevo, l'istituzione del magistrato alla sanità, che avrà sede nei pubblici granai, l'edificio è stato distrutto in epoca napoleonica nel 1806 e fu uno dei più conosciuti del mondo, perché il magistrato alla sanità diede le direttive per le contumacie, segnalò le pestilenze, fu l'osservatorio internazionale delle epidemie e diramò informazioni a tutto il mondo, anche ai nemici. E il magistrato alla sanità fu strategico anche proprio per le spezierie, perché dovette misurarsi con il potere dei giustizieri vecchi e lentamente riuscì ad avere riconosciuto anche il potere del controllo sui farmaci e quindi sui medici. E quindi nel 1547, ad esempio, si impose a tutti gli spezieri di superare un esame. Non si trattava più di avere una licenza, di andare a dire io faccio lo speziere, no, doveva fare un esame davanti al protomedico del magistrato. E poi nel 1565 finalmente gli spezieri si presentano al magistrato, al Senato. Abbiamo tutti questi obblighi, abbiamo in mano la salute della popolazione, abbiamo in mano la qualità dell'esportazione dei medicinali, teriaca in primis, ma ci volete riconoscere di poterci costituire, organizzare in un collegio come i medici? E in effetti il Senato riconosce loro questo potere di organizzarsi non più come arte, quindi di staccarsi dai fabbricatori di confetti in maniera definitiva e di costituirsi in collegio. Ma abbiamo visto fino ad ora il controllo della lavorazione, il controllo perfino di chi andava a fare pratica nelle spezierie, che doveva essere segnalato al magistrato alla sanità. Ma come poi gli spezieri potevano essere garantiti dalla concorrenza sleale? Beh, il magistrato alla sanità dal 1563 ottiene anche il controllo dei salimbanchi, cioè dei ciarlatani, di coloro che vanno in piazza. E Piazza San Marco è una delle piazze più richieste del mondo,
Perché in piazza San Marco si riuniscono, questa è un'immagine del Franco, della piazzetta del Molo, verso il Molo, se a sinistra voi vedete c'è il campanile, e questa è un particolare di alcuni commedianti della commedia dell'arte, i quali stanno proponendo della teriaca e fanno anche una dimostrazione pratica. Vedete, uno ha in mano una vipera e poi ha in mano, sull'altra mano, una specie di vasetto. La dimostrazione qual era? Di prendere la vipera viva, di metterci la testa dentro al vasetto, di farla morire soffocata e poi dire: ecco, avete visto che questo fa morire la vipera, quindi è il contravveleno per eccellenza e caccerà dai vostri corpi qualsiasi tipo di veleno, di malattia perniciosa. Interessante vedere anche quest'altro commediante della commedia dell'arte che sta suonando, vestito da donna, perché appunto non potevano le donne andare così in piazza a promuovere i prodotti. Questa invece è un'immagine di 2 secoli dopo, sempre di salimbanco, perché salivano nei banchi, e quella a sinistra è interessante perché esibisce il permesso del magistrato alla sanità. E qui dobbiamo fare una riflessione. I salimbanchi tante volte erano dei medici laureati. Erano delle persone che avevano studiato, non solo, ma che passavano da una piazza all'altra, da una città all'altra. Quindi avevano contezza dei vari farmaci e volevano comunicare al popolo con un linguaggio diverso da quello dei professori universitari. Quindi erano 2 livelli di comunicazione diversi che il magistrato della sanità non condanna a priori, ma anzi stabilisce dal 1563 che vadano all'ufficio di sanità, propongano all'esame del protomedico e di una commissione costituita anche da spezieri veneziani i loro rimedi, le loro ricette. Alcune non ci stanno, dicono no, ce le copiate, e allora però il magistrato, non dimentichiamo che Venezia ha inventato per prima il brevetto nella storia. Correva l'anno 1474 che i veneziani, per attrarre gli ingegni, hanno inventato il brevetto, cioè hanno invitato gli inventori a depositare al Senato le loro invenzioni e hanno garantito loro che sarebbero state tutelate e che chiunque le avesse imitate sarebbe stato perseguito a norma di legge, sia con pene pecuniarie che con pene detentive. Dal 1474 il Senato ha ricevuto il deposito di migliaia di brevetti e quindi anche nei confronti degli spezieri e di chi faceva i farmaci ha questo tipo di apertura. Voi ci presentate la ricetta, noi la esaminiamo e vediamo quel permesso, vedete che sta esibendo quel salimbanco, che è un permesso che ha il Leone di San Marco, quindi è il permesso di poter promuovere i suoi farmaci. L'altro appunto è un altro banditore e questa è la piazza San Marco con alcuni di questi banditori che popolavano appunto il Molo e che era un luogo in cui confluivano anche persone di un certo livello e di una certa qualità. Nel Cinquecento per esempio ci fu un tale salimbanco che era anche medico, che era Coppa, che fu molto ammirato dall'Aretino perché promuoveva con versi anche di un certo livello i suoi prodotti. Le insegne, vi dico, dovevano essere approvate perché evidentemente gli spezieri erano tanti, addirittura nel 1773 erano 90. Nel nostro piccolo arcipelago vuol dire che era un'attività trainante. Questa appunto è la testa d'oro e questi sono degli manifestini pubblicitari in arabo della testa d'oro. Questo è interessante perché provocò anche l'invidia di altri spezieri di altri luoghi, i quali, per non far nomi, a Trieste per esempio, crearono delle spezierie con gli stessi nomi, alla Testa d'Oro, alla Madonna, al Redentore. E quindi cercarono di fare una concorrenza sleale sui mercati dell'Oriente
e dell'Occidente. Gli Asburgo, del resto, avevano potenziato dall'inizio del Settecento questa concorrenza perché volevano appunto cercare, come avevano politicamente, diciamo, messo in minoranza dopo Passarovitz, Venezia, volevano fare concorrenza anche commerciale e sulla qualità delle merci. Qui vedete la testa d'oro che si esplica anche in confezioni di Alchermes, e ci sono anche dei conflitti per le insegne. Ad esempio, alla fine del Cinquecento la spezieria Ora Buratti a San Polo vuole registrarsi come spezieria alle Due Colonne, ma ce n'è un'altra che protesta e che è qui vicino a Santi Giovanni e Paolo. Allora questa controversia si procrastina, il magistrato della sanità ordina che una delle due cambi insegna. A un certo punto, siccome non volevano cambiare insegna, prendono e gli tagliano una colonna a quella di San Polo. Ecco perché si chiama spezieria alla colonna e mezza, all'interno ha la colonna. La comunicazione era importante. Se andate all'interno voi vedete anche una piccola scoperta che avevo fatto io ancora anni fa quando avevo pubblicato l'altro libro, di queste due belle statue che ho avvisato la sovrintendenza, e dicono che sono due statue cinquecentesche, probabilmente Asclepio a sinistra e Galeno a destra, e che dovrebbero essere addirittura di scuola del Vittoria o comunque sono di ottima mano. E queste sono delle scoperte che noi facciamo, purtroppo o per fortuna poi con il passare dei decenni, dei secoli, tutto l'arredamento è stato cambiato. Restano comunque, oltre a questi due capolavori di statue, che voi vedete sono veramente pregevoli, potete, quando andate a comprarvi qualcosa in farmacia, li potete vedere, vedete anche questi arredi che poi anche sono posteriori, cioè gli spezieri tendevano a abbellire con il gusto anche orientale delle varie epoche le loro spezierie. Ma quella che ci resta più integra è quella dell'Ercole d'Oro. È la spezieria, ora Ponci, farmacia poi diventata Ponci, ora di Enrico di Sopra, e ha una bellissima storia. Perché? Perché questo Zanichelli, Giovan Geronimo Zanichelli, che era nato nel 1662, poi studia e si laurea e rileva la spezieria. Lui è un botanico, è un uomo di grandissima cultura e a un certo punto però rileva questa spezieria nel 1686 e vedete che la spezieria risponde anche a quelle che sono le conoscenze e le curiosità dell'epoca. Ma lo Zanichelli, fra le 1000 sue conoscenze, conosce il Piovan de Santa Fosca, il quale ha un problema grossissimo, è stitico. E quindi è portato a cercare rimedio a questo male che probabilmente era condiviso da molti altri. Era condiviso per esempio da Lancisi, da molti pazienti del Morgagni, e quindi lui riesce a creare queste pillole che chiamerà pillole di Santa Fosca o del Piovan. Non le chiama, non mette il nome del Piovan per diritto alla privacy, ovviamente, e sono delle pillole che hanno un ottimo effetto. Nella spezieria noi possiamo vedere negli arredi, questa è fra delle figure femminili molto eleganti, tutte dorate, noi possiamo vedere le varie fasi della lavorazione che viene richiesta e dei saperi che vengono richiesti al farmacista. Allora c'è prima questa ovviamente dello studio, sono all'apice di queste lunette spezzate, quindi c'è lo studio, poi c'è la lavorazione delle erbe con il mortaio, con la triturazione, e poi infine c'è la fase della distillazione con gli alambicchi. E queste sono le tre fasi dell'officina medicinale, no? Che sono qui rappresentate. E poi c'è l'Ercole d'Oro, che è l'esempio della bellezza e della salute. Ma la storia dello Zanichelli continua perché nel 1701 chiede che le sue pillole abbiano il privilegio dell'esclusiva. Perché siccome fanno effetto
Siccome Morgagni gliele chiede, gliele compra per il Lancisi, ormai ne parla tutta Italia, e beh, gliele imitano. E allora fa riferimento a quella legge sulla tutela del brevetto del 1474 e il magistrato alla sanità gli concede l'esclusiva. Le pillole sono a base di aloe, scammonea e cassia fistula e quindi riesce a produrle. Ma quando lui muore nel 1729, il figlio Giacomo, Giovan Giacomo Zanichelli, che fra l'altro pubblica anche le sue ricerche su tutte le erbe della laguna veneta, chiede ancora l'esclusiva. Non solo, ma ci sono ben 9 spezierie, fra cui quella della Madonna, quella della testa d'oro, insomma ce ne sono 9 che vengono anche multate perché gli avevano copiato il farmaco. Quindi nel 1729 ancora il magistrato della sanità e il Senato gli riconoscono questa specialità e anzi non solo multano e redarguiscono le 9 spezierie che le avevano imitato il farmaco, ma anche minacciano in caso di recidiva 3 mesi di carcere e l'espulsione dal catalogo degli spezieri. Quindi diciamo che l'intervento del magistrato alla sanità era importante. Ecco, voi vedete, questa era l'officina medicinale, cioè questa veramente è la spezieria e accanto c'era l'officina medicinale, dove adesso c'è la farmacia moderna. Ecco, in quella zona c'era la officina medicinale. In questa zona invece vedete che si lavoravano i farmaci più immediati di semplice lavorazione, come dimostra quel bastazzo con il pestello e il mortaio. Questi sono i bel vasellame e questa è l'ercole d'oro che dà il nome alla spezieria. Ce n'era un'altra, Aido San Marchi, che era Sant'Agostin, un'altra storia veneziana. Bellissima spezieria, bellissimi arredi, ma all'inizio del Novecento, 1909, la vedova del farmacista vuole venderla e c'è un acquirente straniero che se la vuole portare via. Fortunatamente la sovrintendenza gli fa tanti di quei problemi che questo lo dona al Museo Correr e oggi noi possiamo vederla a Carezzonico. Ecco la spezieria Aido San Marchi con un vasellame addirittura della manifattura Gozzi, con dei bellissimi mobili di radica e anche con un'officina e con, vedete, dei mortai dell'epoca che sono molto molto belli con tutto questo vasellame. Questo ce l'abbiamo noi a Carezzonico. La spezieria all'insegna del Redentore in Calle Larga San Marco, anche questa miracolosamente riusciamo a vederla abbastanza bene. L'insegna del Redentore è dentro alla spezieria che si trova in Calle Larga e adesso è stata trasformata in negozio di vetri artistici, che fortunatamente non ha cambiato molto. E se entriamo, noi vediamo Mitridato e Teriaca, proprio su 2 file di scaffali diversi e contrapposti. Perché? Perché appunto sotto a queste 2 insegne cominciavano a snodarsi tutti i vasi trasparenti, qui ovviamente sono stati tolti per lasciar posto alla mostra dei vetri, ma nella parte superiore noi abbiamo ancora i vasi originari e possiamo immaginare come era organizzato quando nei giorni del Gran Teatro della Teriaca e anche negli altri giorni c'erano tutti i semplici e tutte le piante medicinali che erano esposte, visibili al pubblico. E sotto quelle 2 inserzioni Teriaca e Mitritato c'erano appunto i composti che stavano lì per mesi e poi venivano venduti dopo almeno 6 mesi. Alcuni dicevano che dovevano essere venduti dopo vari anni. Vedete le insegne del Redentore, vedete gli addobbi, ma soprattutto interessante questi 2 divanetti. Perché? Perché nel 700, fine 600 e inizi 700, le spezierie cominciano a diventare un luogo di ritrovo di intellettuali. Le gazzette degli illuministi affrontano non solo
temi della letteratura, ma cominciano ad affrontare anche temi medici, come quello dell'inoculazione del vaiolo, come quello delle medicine. Beh, pensiamo soltanto al Goldoni, no? Al Goldoni che ci fa una commedia sullo speziale, al Goldoni che andava appunto in alcune di queste spezierie per parlare di cultura settecentesca, cultura illuministica. E quindi miracolosamente ci sono rimasti questi divanetti dove probabilmente si è seduto Goldoni, si è seduto qualche settecentesco. Questa è un'immagine della farmacia del Redentore che fu gestita da Girolamo Mantovani, il quale produsse fra i vari farmaci anche un olio di scorpione, una cosa un po' raccapricciante, ma sempre era il concetto del contravveleno. Farmacia Morelli è una delle farmacie teriacanti e vedete che ha ancora l'insegna della Madonna. In Campo San Bortolo, quella vi avevo già fatto vedere una delle etichette usate appunto per i farmaci, ancora oggi ha fatto una vetrinetta con questi timbri per creare quelle etichette, e fu una farmacia che svolse un ruolo importante perché nel 1800, il 9 gennaio, bruciò il Teatro Anatomico San Giacomo dell'Orio. Era la sede del Collegio dei Medici, i quali, ormai privati dell'archivio, privati di tutto, si riunirono alla farmacia Morelli. E si riunirono alla farmacia Morelli proprio per cercare di raccattare tutte quelle carte che erano sopravvissute all'incendio, le carte del loro archivio, perché erano state prese dai vari associati, dai vari medici collegiati. E quindi ricostruirono tutto questo archivio e riuscirono a fare un nuovo archivio che adesso è depositato in Marciana e del quale io ho pubblicato anche l'indice. Qui è andato avanti, ma torniamo indietro, eccolo qua. Allora, dalla farmacia Morelli arriviamo alla farmacia qui vicino, alla farmacia di San Paolo in San Fantin. Questa è una farmacia importante, era di antica origine, ma il Meduna, quando viene a lavorare qui per la Fenice, decide di restaurare anche questa spezieria e decide di restaurarla in foggia non neoclassica come la Fenice, ma in foggia neogotica. E all'interno c'è Pietro Zandomeneghi che fa queste meravigliose statue di terracotta. E qui c'è tutto un discorso simbolico, perché queste 4 donne bellissime che cosa rappresentano? La medicina, la chirurgia, la botanica e la fisica. E dietro, in tutte queste nicchie gotiche, vengono rappresentate pastorelle, vengono rappresentate dei personaggi simbolici, che sempre collegano però a quello che è l'esercizio appunto della farmacia con le erbe e alla fine anche, ecco vedete, purtroppo il restauro è stato un po' inclemente devo dire, perché ha tolto tutte, ha conservato ma insomma in maniera un po' cruda, ecco, queste erano come erano le statue con i resti dei colori, delle dorature della terracotta. E questo è il bancone meraviglioso che conclude la narrazione rappresentando la chimica, cioè il bancone, il procedimento chimico che è quello dell'Ottocento, quando la farmacia è stata fatta nel 1850. Ecco, quindi è proprio un prodotto ottocentesco di questa evoluzione della storia delle spezierie veneziane. Ecco, e passiamo dalla spezieria dei Do San Marchi alla spezieria Baldisserotto. Questo è un particolarissimo personaggio. Il padre Bernardo aveva partecipato ai motti rivoluzionari del 48 e l'avevano addirittura rinchiuso a Josefstadt. Era stato deportato, gli avevano tolto tutto, poi quando invece ritorna gli restituiscono la farmacia, giusto in tempo perché nel 1891 prenda la farmacia il giovane Giovanni che si è appena laureato. Personaggio strano, molto divertente,
molto intelligente col genio degli affari. Pensate che questo rileva la spezieria al basilisco, questa che è appunto in via Garibaldi. Ma in men che non si dica, prende la farmacia all'Europa a San Giovanni in Bragora, la farmacia Edo San Marchi, quella i cui eredi erano stati venduti, e poi prende anche, anzi prende la farmacia dell'Orsa in campo Santa Maria Formosa e crea un grande laboratorio chimico-farmaceutico in cui fa le analisi gratuite per i poveri e a pagamento per i ricchi, però con precedenza ai ricchi a pagamento, lo scrive anche. E poi fa anche tutte le analisi sulla qualità dei cibi. Poi prenderà altre 2 farmacie sotto di lui, quindi vedete al Basilisco, l'Europa, l'Orsa e San Marchi, Santa Maria Formosa, sempre aperta, questa dell'Orsa era sempre aperta, e poi prenderà anche le 2 farmacie del Lido di Malamocco. Quindi crea un impero. E questo personaggio che ha questo genio degli affari ha anche un genio comunicativo. Allora prepara dei bugiardini, come li chiameremo oggi, con l'odio per i calli per esempio. Descrive, agisce prontamente distruggendo la radice del callo senza recar dolore né molestia. Viene applicato con apposito pennellino sopra il callo. È da preferirsi a tutti gli altri callifughi per le sue qualità e anche per il suo mite prezzo. Al flacone 0,75. Ma non si limita a questo. Il Baldisserotto, riprendendo, forse senza saperlo, l'antica tradizione delle composizioni in rime, in dialetto veneziano, anzi in lingua veneziana, scusate, descrive gli stessi farmaci in modo che il popolo possa capire l'importanza e l'efficacia. Allora quel callifugo lo descrive con queste rime. Nelle olimpiche corse a maratona, un greco, distintissima persona, gacciapà il primo premio e molto onesto al giurì confessare gavoesto che quantunque lu fusse pien de cai e lo ga provà cavandosi stivai, nessun danno o disturbo se sentiva, perché da 4 giorni se serviva de un italiano specifico assai noto preparà dal dottor Baldisserotto. Ecco. Un altro famoso, ma ve ne potrei dire, vi scelgo fior da fiore, diciamo, le composizioni, e un altro suo famoso specifico, come lo chiamava lui, era lo sciroppo agli ipofosfiti. Dovete sapere che era uno sciroppo che era venuto dall'Inghilterra, lo chiamava di Fellows, era utile per gli organismi debilitati, un ricostituente per natura o per malattia, ottimo in special modo del sistema nervoso, preparato con somma diligenza e sempre con prezzo minimo. Allora, per reclamizzare questo, lui scrive: sul caso che al dottor Baldisserotto che è successo venere su un botto e che quasi in tragedia se cambiava, tutta Venezia ancuo che ne parlava. Un vecchio can de casa, senza fià, che se 61 anni che io ga, che ha perso le gambe e non sa far altro che i carpiati e ronchisar, da un momento per l'altro assai cambià, come Faust e s'aveva trasformato. Duro in gambe, più svelto di un cavretto, con una forza e un boresso maledetto, a furia de saltar de qua e de là, dentro al laboratorio e s'accassà. 400 operai in un momento, sigando, se scambaie per il spavento. Così dai sighi spasemà quel can e che ha fatto è dentro un saccasan. Sapete cos'è il saccasan? Cos'è? Deriva da San Cassiano, che è stato ammazzato dagli discepoli con un eccidio terribile, come Saccasan. Allora, scusate, ho sospeso il pathos, ma ecco. E ha fatto là dentro un Saccasan. Fiaschi, bottiglie, scatole, bossoni, vasi, scartossi, rodoi, cassoni, monti de preparati dei più vari, barili de emulsione e macchinari, articoli de gomma e de teraglia, e ha ridotto un campo de battaglia. Andar contro quel can, così infurià,
Nissun da sé non savaria riscià. E assandole saltar, codio gapiasso, e se ga cuccià dentro a un tinasso. A 20.000 lire valutase sta il danno che il ga portà. Miserie a paragon dei capitali. E poi ga paga i generali. Ma avendo appunto le assicurazioni, assunto de quel caso informazione, e gavo esto, prima de pagar, far quel can da psichiatri esaminar. L'esame scrupoloso e assai minuto che ga fatto, studiando proprio tutto, ga concluso nel modo il più formal che quella forza sopranatural che il can aveva e ga portà anche dopo, se doveva per certo a un buon siropo di ipofosfiti che in fabbricazione già era sta spanto per disattenzione. Sto liquor che veda gioventù, che de mettervi in forza ga virtù, che provà dappertutto e riprovà, perfin quello de Fellows ga oscurà, se n'ha scoperta, me direi anche a sprotto, che fa onore al dottor Valdiserotto. Ecco, vedete qui addirittura rilevante sconto ai signori farmacisti, però davanti a un colossus del genere, che stava prendendo con tutte le armi, sia quelle della poesia che quelle anche della promozione del basso prezzo, il mercato veneziano. Eravamo negli anni del ventennio sui 175.000 abitanti, quindi c'era un bacino d'utenza importante. Che cosa possono fare gli altri? Beh, la farmacia Ponzi cerca di difendersi. Allora rilancia le sue pillole del Piovano, che hanno sempre dei buoni effetti. Vedete? Questa è l'immagine appunto della Strada Nuova. E allora produce per esempio delle cartoline. E dietro la cartolina c'è scritto la farmacia Ponzi, la più antica e la più moderna perché produce i preparati più nuovi. E come propone con una nuova veste le sue pillole? Crea una specie di scatoletta e dentro ci mette le immagini di Venezia, cioè mira a quello che è il mercato turistico. Del resto, se noi pensiamo all'ubicazione della farmacia, è lungo la Strada Nuova. Hanno aperto a metà 800 la stazione ferroviaria, si è aperto il flusso verso Rialto e San Marco e quindi, giustamente, il dottor Ponzi, che rivendica anche tutte le caratteristiche delle pillole, dice state attenti, non fatevi trarre in inganno dalle imitazioni, allora dice anche come sono fatte le sue pillole, e però fornisce al Foresto che viene anche questo libretto, che è un libretto turistico di Venezia. Ma sempre in questo campo della concorrenza noi troviamo una serie, non ve ne sto a mostrare tutte, ne sono tante, una serie di cartoline che sono prodotte con immagini di Venezia e scorci veneziani e con topoi della città, che sono prodotte da Trieste, dalla farmacia Serravallo. Serravallo e Tonic, vedete, e addirittura con tanto di indirizzo di Trieste sotto le immagini di Venezia. Ma arriviamo anche al mercato internazionale. Dalla concorrenza nazionale passiamo alla Liebig. La Liebig era venduta nelle farmacie. Scusate, l'immagine precedente, vedete, deposito estratto carne Liebig, lire 150, 1,50 anzi scusate. L'estratto di carne Liebig, in epoche in cui la carne costa molto anche, è importante e era venduto dalle farmacie. E la Liebig produce una serie numerosissima di, non sono cartoline, sono delle figurine, dietro hanno tutta la descrizione del loro prodotto. Le multinazionali arrivano a utilizzare l'immagine di Venezia e la somma fra le internazionali è quella che produce l'aspirina. Abbiamo questa cartolina in cui vedete ci sono tutti i topoi della immagine di Venezia, la donna sciallata, affascinante col suo scialle, e la San Marco, la gondola,
E che cosa ci dice questa bella cartolina? Venezia, la città che tutti desiderano vedere e ognuno lascia con rimpianto. Gondole leggere, belle donne nei loro scialli. Soltanto un dolore o un malanno qualunque potrebbe turbare la nostra Letizia, ma tutto si risolve con le compresse di aspirina. E questa è una cartolina di Venezia. Ecco, questa è un excursus che è partito dalle spezierie veneziane, da quelle che sono state scelte economiche importanti come la tutela del brevetto, come il controllo della qualità delle merci, scelte fatte per lo sviluppo della città, e abbiamo visto l'evoluzione anche di come l'immagine della città sia stata espropriata e sia stata svuotata. Purtroppo 175.000 persone non ci sono più, ma comunque ci sono multinazionali che hanno preso spezierie come la spezieria Baldisserotto, che ormai è in mano di multinazionali. Grazie.